In lingua napoletana per dire è finita la pacchia, è finita l'epoca delle vacche grasse, hai finito di fare il parassita, si usa un'espressione colorita che è meravigliosa. Compà, c'hai fornuta zanella. Letteralmente è fornuta tazzanella significherebbe si è svuotata la mammella, deriva dalla pratica ovviamente della muncitura delle vacche, quindi indicava il momento in cui la mammella era totalmente svuotata. In lingua napoletana però il significato è molto più estensivo, significa appunto è finito il tempo delle vacche grasse, è finito il tempo d'oro, il momento è arrivato di darsi da fare, di mettersi a lavorare. Insomma, come si diceva a casa mia spessissimo, è finito il tempo in cui a mangiatori e vasce. Questa è una frase a casa mia diffusissima, ovvero insieme all'altra è questa casa non è un albergo. La mangiatoia e vascia vuol dire è tutto facile nella tua vita. E fornuta tazzanella spesso si accoppia con un'altra locuzione, mo vedi di smammare, a ricette fier e smamma. Smammare è un termine meraviglioso, perché smammare vuol dire svezzare, allontanarsi dal seno materno, mammare e allattare, smammare con la S privativa vuol dire allontanarsi, andare via, finalmente passare all'alimentazione. Ma quello che è interessante è che l'atto dello smammare è un atto irreversibile, cioè chi si stacca dalla mammella materna ovviamente non ci torna più, quindi smammare a ricette fier, va vatten e vire non te favore più. Insomma, è fornuta tazzanella, hai finito di scroccare, di fare il parassita. In lingua napoletana il parassita è anche quello che ha buttato vellicolo fuoco. Sì, era pratica quando nasceva un bambino affinché fosse molto fortunato di bruciare il vellicolo, l'ombelico, nel fuoco. Questo gli garantiva di stare sempre al posto giusto al momento giusto. Chi va facendo il sette chisiel, quello che va cercando casa a casa dove scroccare un pranzo. Ha buttato vellicolo fuoco. Oppure aro è puiata libarda oggi? Cioè dove è scroccato il tuo pranzo? A puiare libarda risale addirittura all'epoca vicereale. I soldati spagnoli quando giravano per la città sentivano un buon odorino provenire da qualche basso, godendo della loro autorità si infilavano nel basso e scroccavano il pranzo, ma ovviamente per rispetto all'abitazione appoggiavano la labarda all'esterno del vascio, quindi a puiare libarda significò stai scroccando un pranzo. La voce zezzanella è dal napoletano zizza ovviamente, che è dal latino titta, che significa esattamente capezzolo. Ma capezzolo, guarda caso, in inglese ti dice anche nipple e in lingua napoletana o nipple è quella pallina di lanugine che si forma quando si è infiltrito qualche oggetto d'abbigliamento. La pallina di lanugine in lingua napoletana è detta anche usuricil. Sì, magari è quel suricillo, quella pallina che si forma sfregando una pezza anfosa su una superficie ruvida, e quando qualcuno quindi vuole fare un'imprecazione, insomma per evitare imprecazioni più forti, più gravi, si usa ancora oggi a Napoli dire mannaggia usuricillo e pezza anfosa. Insomma, non so come siamo finiti a parlare di suricillo, di pezza anfosa partendo dalla tazzanella. Beh, allora facciamo così. È fornuta tazzanella, mannaggia suricillo e pezza anfosa.